Prova. Prova. Vediamo se me lo fa ricondividere.
Amici di Basket Catanese, buonasera e benvenuti in diretta dal palazzetto comunale di Gravina di Catania, dove stiamo per assistere a gara 2 del primo turno di play-out del campionato di C unica di pallacanestro tra Sport Club Gravina e Svincolati Milazzo. Buonasera da Alessio Boschi e da Alessandro Randazzo, buonasera, finalmente gara 2. Eccoci ce qua. La viviamo insieme. Eccoci qua, la posta in palio è alta, l'imperativo è vincere, rubiamo le parole a Frankie Energy. Si parte dall'1-0 rimediato in quel di Milazzo, dove gli Svincolati sono riusciti ad avere la meglio alla fine di una partita estremamente corretta ed estremamente combattuta, che ha visto il Gravina partire con gli sfavori del pronostico. Sì, erano anche pochi. E dopo meno 10 iniziale il Gravina è riuscito invece a ribaltare completamente la partita, a restare avanti per 3 quarti, e alla fine però gli Svincolati sono riusciti a rientrare in partita e nell'ultimo quarto, che si è svolto punto a punto, sono riusciti ad avere la meglio, aggiudicandosi gara 1 di 4 punti. Vediamo un po' come avranno preparato questa gara, soprattutto coach Guadalupi, che ora ha a disposizione più uomini. È rientrato Santonocito, c'è anche Renne in panchina, sì. C'è un Denafs sempre a mezzo servizio, che però ha scelto comunque di essere di gara 1 e crediamo che sarà così anche per la partita di stasera. Ricordiamo che se si dovesse andare in parità ci sarà gara 3 in quel di Milazzo sabato. Se dovessimo perdere ci sarà invece un secondo turno di play-out, che servirà a quel punto a decretare un ordine gerarchico per un eventuale ripescaggio nella prossima C, nella stagione 2024-2025. Andiamo a vedere i quintetti schierati dai due coach. Allora, vedo di Milazzo con numero 5 Spada, con numero 7 Giambò. Il devastante Giambò. Sì, con numero 10 Vasileskis, con numero 16 Malulal e con il numero 55 Perfigli. Per il Gravina invece? Per il Gravina coach Guadalupi risponde con Capitan Barbera, Davis Denafs, Signorelli, autore di una prestazione maiuscola in gara 1, Ruggero Elia, altrettanto devastante in gara 1, e il playmaker con il numero 17 Simone Spina. Gli arbitri sono i signori Beccore di Messina e Puglisi di Acicatena. È tutto pronto, mettetevi comodi sui vostri divani perché parte gara 2. Il primo possesso è per Milazzo ed è Spada ad imbastire la prima azione d'attacco per gli Svincolati. Spada, Giambò, blocco di Malulal, lo sfrutta Giambò. Si ricomincia da dove avevamo lasciato gara 1, ossia da un devastante Giambò. Che bel giocatore Giambò. E qui è importante però che Gravina, siccome abbiamo avuto modo di vedere il talento del numero 7 in maglia blu, ci aspettiamo che vengano prese le necessarie contromisure. Vediamo Spina in penetrazione, lo scarico, il fallo, il canestro per Elia. Il canovaccio è lo stesso di gara 1, un Elia devastante fin dalla prima azione, fallo, canestro e tiro libero aggiuntivo. Splendido l'assist di Simone. Sì, Elia totalmente solo, giustamente deve solo appoggiare, si prende però anche il fallo. E andiamo a vedere se sfruttiamo l'azione potenziale da 3 punti. E così pareggio. 3 pari, 9-15. E allora vediamo Spada che supera Spina, lo scarico per Malulal, bravo Denafs a recuperare il pallone, pronto a ripartire, lo scarico per Spina, si va fuori da Elia, la penetrazione ancora Spina, circolazione perimetrale, la tripla di Denafs che sbatte ovunque, ma non finisce nel canestro. Giambò, bello lo scarico per Spada, finta il tiro da 3 punti, Denafs evita il fallo. Si va da Vasileskis, anche lui beffato, ribalzo di Signorelli, l'apertura su Denafs, riparte Gravina. Bene. E allora forza Double D, abbiamo bisogno dei tuoi canestri. Esatto, non abbiamo bisogno di Denafs, ma di Double D. Esatto, e vediamo se ci ascolta. No, non ci ascolta. Niente, ancora non ci sente. Vasileskis ancora rimbalzo, supera Denafs e appoggia incontrastato in questo cost to cost tutto campo per il 5-3 Milazzo, 8-15 alla fine del primo quarto, riparte Gravina. Spina, c'è Spada su di lui, difesa uomo per gli Svincolati.
Denafs, c'è Vasilevskis a difendere sull'esterno di Gravina, si va da Spina, sfida Spada, finta il tiro, giro e palleggio! Bello! L'appoggio per i 2 punti del 5 pari. Spada accentua il contatto e attenzione perché c'è un contatto di piede visto dagli arbitri. Palla persa per gli svincolati, rimessa d'attacco per Gravina. Ottima difesa di Spina. Ottima difesa di Spina. Spada a perdere questo pallone in fondo. Spada che aveva accentuato in entrambe le occasioni un contatto, ma gli arbitri non sono dello stesso parere. E allora riparte Gravina, si va da Signorelli per figli su di lui. Denafs, il taglio di Elialas, l'inchiodata clamorosa di Malulal. Che inchiodata di Malulal. Attenzione a Giambò che torna da Malulal sotto canestro, sfida Signorelli. Infrazione di passi. Bravissimo Daniele. Anche lui riprende da dove aveva lasciato gara 1. Ricordiamo veramente in un Gravina a mezzo servizio le prestazioni encomiabili di Signorelli e di Ruggero Elia, che speriamo possano bissare quest'oggi. Andiamo a vedere le scelte d'attacco del Gravina. Denafs, questa volta c'è il contatto del numero 55 per Figli, che trattiene, rimessa dal lato e primo fallo per Perfigli. Un bel inizio. Sì, abbastanza scoppiettante. Denafs già ha provato con 2 triple. Vediamo se oggi troverà. Ce lo auguriamo. Che ci ha fatto vedere all'inizio soprattutto. Non va l'appoggio sotto canestro di Spina e allora è Spada che riparte per i suoi. Si va da Malulal in angolo, si torna da Spada. Il blocco di Valeskis sfruttato, lo scarico per Valeskis che sfida Elia. Questa volta il contatto viene sanzionato, non c'è il canestro. Il fallo è di Ruggero Elia. La rimessa sarà nuovamente per Milazzo. Con 14 secondi per completare questa azione d'attacco. Se ne incarica per Figli dal fondo. Andiamo a vedere Giambò. Barbera su di lui, il blocco di Malulal non ho sfruttato. Bravo Barbera a sporcare il passaggio. Attenzione al taglio sotto canestro. Lo scarico per Giambò. Evita il contatto Signorelli, la tripla di Malulal non va. Fortunata Milazzo a guadagnarsi un nuovo possesso, lo scarico per. Incredibile perché Valeskis sbaglia la cosa più semplice, ossia l'appoggio da sotto, e poi commette quel famosissimo fallettino di frustrazione, di rabbia per aver sbagliato una conclusione semplice. Si lamentava del fatto che probabilmente la palla non aveva toccato il ferro e quindi ero scuti 24 secondi, ma gli arbitri penso che hanno visto un minimo di ferro per. E comunque la cosa importante è che si riparte per una nuova azione d'attacco del Gravina. Spina supera Spada, lo scarico per Elia, fuori dall'arco dei 3 punti, Malulal, piede contro piede, gli arbitri non fischiano nulla. Contatto di Denafs e fallo, primo fallo per il numero 9 in maglia bianca. Ricordiamo il punteggio: 5 pari, 6 minuti e 11 alla fine del primo quarto. Giambò dal lato, Valeskis restituisce la palla al suo playmaker. Palla persa, la recupera Barbera che lancia Spina. Vediamo, Spina temporeggiava Signorelli. Denafs, lo scarico rischioso, quasi palla persa, un altro scarico. Ancora per Giambò che da sotto appoggia il ferro. Bene così. E allora il vantaggio Gravina, 7-5. Ripartono gli svincolati. Giambò, blocco di Valeskis, si va da Perfigli, tripla solitaria per lui, a segno. Nuovo vantaggio svincolati. Allora dovremmo evitare queste triple solitarie perché abbiamo avuto modo di vedere anche da gara 1 che Milazzo Tutti i componenti di Milazzo ha una bella confidenza con i tiri da 3 punti. Denafs serve Signorelli sotto canestro, si sfrutta un mismatch perché c'è Giambò su di lui. Bravo Giambò a difendere sul lungo di Gravina, riparte Spada che serve Giambò, si va da Perfigli. E qui eravamo al limite. Eravamo al limite perché gli arbitri, che ne sanno sicuramente più di noi, ritengono che Signorelli non sia riuscito a prendere per una frazione di secondo la posizione sotto canestro e quindi c'è il fallo e ci saranno 2 tiri liberi per il numero 55 per Figli. Vediamo un po' dopo la tripla.
Quarto punto per lui, più 2 svincolati, 9-7, 5-12 alla fine del primo quarto. Ancora per Figli dalla lunetta. 3 falli per entrambe le formazioni. 2 su 2 per Perfigli. E allora è 10-7 quando siamo a metà del primo quarto di questa gara 2 di playout. Riparte Spina. Spada su di lui, blocco verticale a liberare Denafs, blocco orizzontale di Elia. Attenzione. Perde la maniglia ma riesce a recuperarla. Ancora Malulal. Questa volta perde palla. Bravo. Bravo Valevskis. Valevskis qua ha seguito Malulal e poi facili questi 2 punti. E attenzione perché massimo vantaggio per gli svincolati. Siamo 7-12 mentre va a sedersi sul cupo del cambio Enzo Santonocito. Barbera, la tripla del cap. Simulata, un'altra stoppata per Malulal. Bello l'assist, peccato. E attenzione perché c'è Jumbo da 3 punti che è veramente micidiale. Jumbo è micidiale. Il giocatore Jumbo. Jumbo che dovrebbe farsi alzare sicuramente anche l'ingaggio, sia per le sue qualità sia perché il padre è presidente, quindi diciamo che avrebbe anche un canale preferenziale. Ma bravissimo davvero il playmaker di Milazzo. Davvero devastante Jumbo, per questo ci aspettiamo, siccome abbiamo avuto modo di vedere le qualità del numero 7 in maglia blu, ci aspettiamo un minimo di contromisure, ecco, Attenzione in più. un minimo di attenzione quantomeno sulle triple. Allora, il massimo vantaggio lo aggiorniamo perché come potete vedere siamo su 15-7 per gli svincolati, 4 minuti e 20 alla fine del primo quarto. Ci parlano sugli allenatori, sicuramente poco da dire coach Maganza, se non invitare ai suoi a continuare con questo ritmo. Malulal in difesa veramente straordinario. 2 stoppate clamorose di Malulal. Una rubata a Denafs. Esatto. Arriva veramente ovunque Malulal, i giocatori di Cremina devono stare attenti, infatti meno superficiali possibili nei tiri, nel palleggio. Un ottimo inizio per lui, andiamo a vedere gli score personali, sono 3 per Elia, 2 per Denafs, 2 per Spina, 6 per Jumbo, 4 per Vasilevskis e 5 per Perfigli. Si riparte, il possesso è per Gravina, la palla è per Spina. Santonocito, prima pallone toccato per lui in questo match. Elia, consegnato per Barbera, la tripla del capitano! È entrata! A segno il capitano! Primi 3 punti anche per lui, 15-10. Spada! Il blocco di Vasilevskis che viene servito. Per Figli, finta la tripla, bello lo scarico, c'è deviazione, c'è rimessa dal fondo. Per Milazzo ci sono altri 10, no, si azzera in 24, quindi c'è stato probabilmente un tocco di piede, reputiamo per esserci l'azzeramento. Vediamo Arena che sistema, sì, prontamente sistemati da Andrea Arena. E allora vediamo per Figli che si incarica dalla rimessa dal fondo, c'è un blocco verticale, la stoppata! E allora è Spina che lancia Elia, peccato, splendida l'idea, passaggio impreciso per centimetri, peccato perché Ruggero sarebbe potuto andare in un terzo tempo solitario e riportare i suoi a -3, così non è. Allora serve un'altra difesa per Figli, per Malulal, Santonocito su di lui, accenna un raddoppio a Spina, si torna da Spada, mancano 10 secondi, Spada sfida Spina. Lo scarico per Perfigli che finta il tiro, supera Signorelli. Bravo Perfigli, bravo Perfigli. Ad alzare la parabola e a trovare altri 2 punti per il 17-10 degli svincolati. Ritmo alto in questo primo quarto, Elia finta il tiro. Capitan Barbera torna da Spina. Blocco di Santonocito. Un'altra tripla del cap che non va. No! Poi Elia e Santonocito si guardano, prendila tu, che la prendo io, che la prendi tu, che la prendo io, non la prende nessuno. Santonocito arrabbiato. Ne beneficia Milazzo, Un'altra azione. che riparte sul +7, 2,50 alla fine del primo quarto per Figli, per Jumbo.
C'è stato un cambio difensivo, c'è Elia su di lui. Attenzione al lob. Palla recuperata Gravina. Barbera. Lo vede? Vede Spina. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Malulla ha deciso di spaccare i palloni stasera. Ingiocabile. E allora E Spada dall'altra parte. nulla da dire. Nulla da dire a Milazzo, che veramente inizia con delle percentuali clamorose dall'arco dei 3 punti. Non c'è solo Giambò, c'è anche con il numero 5 Spada. Vediamo se risponde Spina! Risponde Spina! 20-13, 2 minuti. Uomo della provvidenza. Quest'anno ci ha fatto vedere belle partite, soprattutto gli ultimi 2 quarti delle partite. Bello lo scarico di Spada per Malulal. Si tenta di restituire una stoppata a Malulal, ma difficile. Malulal subisce il fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi sul 20-13 per gli svincolati, 1,56 alla fine del primo quarto. Che bella partita, lo possiamo dire? Sì, assolutamente. Diciamolo, anche perché non ce lo impedisce nessuno. Cazzo, sì, nessuno al momento può impedirci di dire No, quello che infatti, vogliamo. nessuno può Nonostante censurarci. ciò, noi siamo corretti. Assolutamente. ed educati. Malulal Vorrei dire a tutti. Malulal mette a segno il primo. Anche il secondo. Dopo una gara 1 che l'aveva visto impreciso dalla lunetta, questa volta un bel 2 su 2, nuovo massimo vantaggio, più 9 Milazzo. Cade Spada. È importante ridurre subito il gap. Signorelli, si va da Sant'Onofrio che si gioca questo mismatch che non va il tapin! Va il tapin di Enzone! Esperienza. L'esperienza del La prof. giovinezza di Malulal. E allora è meno 7 Gravina. Ancora perimetro per Milazzo. Ancora Giambò che finta il tiro. Bravo. Mamma mia. Che bravo Giambò, Che bravo Giambò. Bello l'assist, altri 2 punti, si torna più 9 per Milazzo. La tripla di Elia non va. Un lottatore! No, peccato. Un lottatore con il 22 sulla schiena. Sì, il guerriero è arrabbiatissimo comunque. Sant'Onofrio quando è entrato in campo. Che ricordiamo è rientrato oggi Sì. per motivi di lavoro, quindi preso dall'aeroporto Sta per e entrare buttato sul rettangolo di gioco. Sta per entrare Niango con il 3, esce per Figli, che riceve un bel 5 da 9 Maganza. punti per Perfigli. Ottimo impatto anche per lui. Bella squadra gli svincolati, Sì, un bello una bella organico, squadra- hanno messo su una bella squadretta. un bello organico, un bel collettivo. Tutti giovani comunque, molto giovani. Segnaliamo il Gravina in bonus, quindi in questo minuto e 08, qualora, anzi bonus per entrambe le formazioni. Assegno il primo tiro libero di Sant'Onofrio. Per capirci, Niang al momento in campo, Niang 2006, Spada 2004, Giambò 2006, Vasilevskis 2002 e Malual, scusate, 2006. Mi fai sentire molto anziano beh, dando queste annate. Mancano 60 secondi alla fine di questo splendido primo quarto che vede Milazzo sul più 7. Andiamo a vedere Giambò in ball handling. Va bene. Non abbiamo più Non abbiamo più aggettivi per Giambò. Basta, Giambò. Non abbiamo più aggettivi per definire lo splendido inizio di Giambò. Fa tutto bene Elia, manca solo l'appoggio al tabellone. Gli arbitri qui ci graziano, Gli arbitri ci graziano perché c'era probabilmente un contatto di Elia, mentre c'è Majorana sul cubo del cambio, mancano 20 secondi, 10 per completare l'azione. No. Giambò, ma che ti dobbiamo dire? Ma mi fa ridere il fatto che Gravina si fa un mazzo ogni azione Giambò. per provare a segnare. 30-17. Giambò no. Giambò, perdonaci. Signorelli. Signorelli, all'ultimo secondo. Giambò, scusaci se non sappiamo più cosa dirti, ma È difficile per noi. io non Giambò. so quante triple ha messo in questo primo quarto. Giambò è a quota 4, Giambò. 12 punti. Giambò è a quota 12 punti con 4 triple nel primo Io direi quarto. di staccare per 2 minuti. Stacchiamo per 2 minuti, prendiamo una boccata di ci ritroviamo ossigeno, qui. prendetevi una birrozza, mettetevi comodi sul vostro divano perché questa partita si prospetta infuocata. Torniamo tra poco per il secondo quarto di Gravina Svincolati.
E allora eccoci tornati, 30 svincolati, 19 Gravina. Gravina non sta giocando male. Assolutamente no, il problema è che- che il problema sembra anche brutto dire problema, però vabbè. il problema per il Gravina Sì, non è un vero problema. è quel talento con il totale. 7 sulla schiena che che in modo molto semplice sta facendo cose sì, discretamente difficili. con una facilità estrema. Qui poi dobbiamo anche dire che soprattutto nelle ultime due triple non dobbiamo rimproverare nulla a Gravina, Ma perché come fai a ha rimproverare? tirato questa volta con la mano, in entrambi i casi con la mano in faccia. Ma ripartiamo, si Nel riparte. frattempo è entrato Majorana con numero 0 per Spada, per Sì. Milazzo. Bello lo scarico! E allora facciamo vedere anche noi cosa sappiamo fare. L'asse Spina Elia regala 2 punti a Gravina, che torna a -9. Abbiamo necessità di rientrare in partita. C'è zona per Coach Guada. Valeskis, Santonocito su di lui. Valeskis dall'angolo, arresto e tiro. Non è premiato per la scelta, il rimbalzo di Elia. L'azione che tanto ci piace. È imprecisi questa volta i passaggi. Torna Simone, corri. Forse passi, no. L'arbitro non è d'accordo. Il signor Beccore non è d'accordo. A noi sembravano infrazioni di passi di Niang. Voglio ricordare che anche Niang non è stato molto preciso in gara 1 dalla lunetta. Mi perdoneranno gli amici di Milazzo se proviamo anche con qualche Magari oggi- scaramanzia. magari oggi andrà meglio, non lo sappiamo. Vediamo un po' Niang che fa. Niang mi smentisce e mi dice: stai zitto tu là sopra che provi a buttarmela Tu dalla piccionaia. tu dalla piccionaia. Pensa a commentare anziché. Vabbè, bravo, grazie Niang che ne fa solo uno. E allora siamo a -10, 21, 31, 9, 10 all'intervallo. Forza Double D, abbiamo bisogno anche di te. Santonocito sotto canestro per Spina. Simone li sfida due. Malulal per Giambò, che con rammarico ne mette solo 2 perché non è abituato ai 2 punti in questo inizio di partita. Malual. E allora attenzione. Madonna! Come si fa? Terza stoppata. Tutti vanno a congratularsi con Malual. Come si fa? Tra l'altro scopro in questo momento che ho sbagliato per una partita e quasi 2/4 il cognome, perché è Malual e non Malulal. Sì. Grazie Ale che me l'hai fatto notare. Nel frattempo è entrato Privitera. Siamo a -12. Elia, Santonocito, prova la tripla che non va. Ragazzi, qui adesso bisogna mantenere un po' di lucidità perché la partita è lunga, ma non dobbiamo... A tratti illegale, perché comunque... Ha segnato, guarda un po', con il 7 Giambò. Ai ai ai. Devastante. Privitera, Barbera, Elia, un'altra tripla. Ecco, questo è quello che non dobbiamo fare. No, insistere così. Affidarci così alle triple, perché lo svantaggio non si riduce in questo modo, anzi. Eccolo qua, Valeskis che prova. Malual vola e si accorge che il canestro è a un palmo di naso da lui, gli basta toccare il pallone per il +16. Sì. Milazzo arriva a Gravina con una mentalità devastante. Denafs perde il pallone. E allora c'è time out. Volano. Tutti in campo. Appoggio per Majorana, qui c'è un time out non necessario di più perché il punteggio recita Gravina 21, Milazzo 39 con 7 e 21 da giocare in questo secondo quarto. Anche perché voglio dire, in proiezione qui Milazzo, se continua così, altro che 100 punti. Sì, se fai un calcolo così alla buona, diciamo che sono... È un punteggio NBA, Allora, Guadalupi in questo momento deve lavorare sicuramente da un punto di vista mentale, perché iniziare una gara 1-2 così fondamentale in questo modo
non fa bene a nessuno, soprattutto da un punto di vista psicologico. Dopodiché bisogna riorganizzarsi, evitare anche di darsi le colpe esatto, in campo e soprattutto ripartire magari con delle difese che possano dare morale e permettere magari di impostare delle azioni d'attacco più lucide, non come le ultime in cui ci siamo affidati a tiri da tre un po' disperati. Comunque è entrato con il numero 35 la Bua, sempre classe 2006 per mantenere la media, ed è uscito Wasilewskis, autore di 4 punti. E allora forza Gravina, proviamo a rimettere in carreggiata questa partita. Privitera sfrutta il blocco di Elia, va in penetrazione, lo scarico per Santonocito, ancora Elia che sfida Malual, bravo Ruggio, bravo, così, forza così, e adesso difendiamo, vediamo la scelta difensiva, è quella di tornare a uomo, c'è Privitera su Majorana, blocco di Malual per Giambò, la mantia su di lui, non va, e allora finalmente c'è la mantia che riparte, c'è un 3 contro 2, la tripla, e questa! Queste sono le triple che vogliamo, libere e in campo aperto! Del prof! 5-0 di parziale aperto per Gravina, occhio a Majorana, Malual, forza ragazzi in difesa, la Bua, palla persa, no, cosa hanno visto? Cosa hanno visto? Cosa hanno visto? Hanno visto un fallo di Lamantia da tutt'altra parte rispetto a dove si svolgeva l'azione, quindi Giambò lo stava tenendo stretto, giustamente direi. stava provando a... Se la Mantia è entrato per difendere sul Giambò, così. Peccato perché c'era stata l'infrazione di doppio campo, se l'arbitro non avesse visto questo contatto lontano dal pallone. Andiamo a vedere Majorana che riserva Giambò, la mantia su di lui, il blocco di Niang, l'aiuto di Signorelli, Majorana sotto da Niang, forse sfondo, non è così, la Bua, rimbalzo, ai, attenzione perché no, poteva esserci, sembrava anche che Elia avesse preso uno sfondo, ma l'arbitro era lì a un passo e non ha ritenuto corretta la posizione del numero 2. Speriamo che non sia probabilmente una botta laddove fa più male per Elia. Dai, 15 punti a recuperare. Erano 18. Erano 18, 41-26, possesso Gravina, 6 minuti e 07 alla fine di questo secondo quarto. Signorelli si incarica della rimessa dal fondo. Attenzione perché Privitera è marcato da Majorana, forza! La mantia. Ecco, ferma il palleggio, si va da Privitera che supera finalmente la metà campo. Si va in angolo da Elia che li sfida tutti e perde palla. Giambò lancia Niang, bravo Santonocito che lamenta un ultimo tocco di Niang che non è d'accordo. Santonocito gli dice di la verità, dimmi la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Niang giura su... Adesso giura, risponde. Siamo molto ispirati questa sera, molto ispirati. Giambò, la mantia su di lui, spalle a canestro, bello lo scarico, e qui è Signorelli che si fa superare per l'appoggio, si torna a meno 17, 5-30, Privitera anche a uomo, anche gli svincolati, esce dal blocco la mantia non servito, viene servito Elia, fallo, ecco finalmente, evidente. Andiamo in lunetta per un potenziale meno 15. Nel frattempo coach Maganza rimanda in campo col 55 per Figli e concede qualche minuto di riposo a Malual che se li è strameritati questi minuti di riposo. Sì, è stato determinante in tantissime situazioni offensive e difensive. Assolutamente. Giambò comunque rimane in campo, non viene assolutamente tolto. Non va il primo di Elia. Queste sono occasioni che comunque... Da sottolineare la difesa di Lamantia che quantomeno sta limitando il tiro, però i passaggi Giambò
anche lì riesce ad impattare anche sì. non dal punto di vista realizzativo. Majorana riparte per i suoi, sfrutta i blocchi Jambò, contatto giusto, contatto di Lamantia, contatto di Lamantia, secondo fallo per lui. E allora sarà rimessa dal lato per gli svincolati, per Figli. Majorana, blocco di Niang, lo sfrutta Majorana, contro blocco di Niang, non sfruttato, arresto, tiro corto, prendiamo questo rimbalzo, lo prende Lamantia che appoggia su Elia, ancora Lamantia che no, questa forza, una forza, soluzione forzata. palla recuperata da Privitera che C'è lancia Elia, tutto c'è campo Elia Elia, solo. solissimo, 2 punti al ferro, E 10 punti per Elia. doppia cifra per Elia, 43-29, siamo a meno 14. Dai. Forza ragazzi, un'altra bella difesa. Andiamo a colmare lo svantaggio. La Bua appoggia. Attenzione La Bua entra in silenzio, fa 6 punti con gli ultimi punti del Milazzo. Silenzio assoluto. al cambio, va Lamantia. Elia. Lamantia. Finta il tiro. C'è fallo. E qua stavolta l'ho visto. C'è fallo sanzionato al numero 7, Jambò. Che esce. Un po' di riposo per Jambò. Un fallo. Un po' di riposo per Jambò, anche per i 2 falli. E dentro Joseph, che si affaccia anche lui alla partita. 45-29. La mantia dalla lunetta, 4-0-2 alla fine del secondo quarto. Bene il primo, 45-30 per gli svincolati. 45-31, siamo sempre meno 14. Bazzichiamo in questo range 14-16. Vediamo se riusciamo a limitare l'attacco di Milazzo. Majorana. Non va. Privitera, rimbalzo. Riparte dietro la schiena. Fallo. Peccato. Ottima la scelta del fallo da parte di Milazzo che ferma il contropiede. E Signorelli che aveva trovato un bel arresto e Mi ha tiro. fatto ridere, giustamente coach Maganza chiede ai suoi cosa stiamo facendo dopo che Majorana per 2 volte ha fatto un'azione in solitaria. Peccato qui. Non dobbiamo sprecare queste cose. Questi sono proprio dei cadeau, dei regali infiocchettati che facciamo a Milazzo che non ne ha proprio bisogno. Majorana supera tutti, bello lo scarico per Niang e l'appoggio facile per il numero 3. E siamo ancora a meno 16. 47-31. Spina sul box dei cambi. Privitera, ancora un contatto. Sì, stavolta Niang fa fallo su Sant'Ocito, l'arbitro lo vede. Quarto fallo di squadra per Milazzo che quindi va in bonus, dal prossimo si va in lunetta. C'è ancora 3 minuti. Avvicendamento tra playmaker, esce Privitera col 25, rientra Spina col 17. La Mantia va ad incaricarsi della rimessa dal fondo. Mentre si prepara col 24 Traoré, che cambia per il numero 3 Niang. Signorelli dall'angolo. Forza Enzo! Peccato, c'è Spina. Altra azione d'attacco, la tripla di Lamantia, non va, peccato quell'appoggio. E allora è Joseph che va da Majorana, che va da Traoré, che dice ma che io sono entrato adesso, che fa, non tiro? Rimbalzo di Sant'Ocito, Spina, e dice vabbè ci provo, solo la metto. Spina, Majorana su di lui, ferma il palleggio.
Ancora la Mantia dall'angolo. Forza Enzo, dai! Qua bisogna provare anche a segnare. Sì, ma anche perché Enzo ha nelle sue corde questo. Ha nelle sue corde questo bello appoggio a tabellone lì sotto, sì. nonostante le sportellate. Sì. Va bene, speriamo nelle prossime, andiamo a vedere questi 2 tiri liberi. Ecco. Ah, peccato. E poi liberi alla fine della partita si contano quelli sbagliati. Si resta su 47-31, 2:30 all'intervallo. Attenzione perché c'è anche un bel contropiede. Non ci siamo. Non ci siamo come approccio proprio. Contropiede sui liberi no. No, contropiede sui liberi fa capire che c'è qualcosa che non va. Ancora Enzo. Enzo, dai! Si torna da Spina. Bravo Simone! La fa girare sul ferro. Un numero di magia, di prestigio. Il carattere, il solito carattere del play del Gravina, dello scugnizzo. Bisognerebbe riattivare l'asse Spina Sant'Onofrio. Siamo sul 51-33 per Milazzo, meno 18. 1 punti in 2 quarti. 1,38. La tripla di Spina non va. Bravo Riccardo a prendere il rimbalzo. Si va dalla Mantia. Ancora Spina. Ancora una penetrazione. Ancora lo scarico per la Mantia, che prova una penetrazione. No, sì. Vabbè. E allora contropiede per la Bua. E allora siamo meno 20. Massimo vantaggio. 1,15. 53-33. Eccoli. Non c'è contatto per gli arbitri e allora ci sarà rimessa dal fondo quando mancano 63 secondi alla fine del secondo quarto e 13 secondi alla fine di questa azione offensiva per il Gravina. La Mantia dal fondo, Elia. C'è fallo e si va in lunetta. Massimizziamo il fallo grazie al bonus. Ci facciamo una gita in lunetta quando mancano 60 secondi e proviamo ad accorciare, seppur di... Rientra per Figli. Sì. Per Niang. No, per... Oddio. Per Niang, va bene, per qualcuno. È andato il primo? Sì, siamo meno 18. Ultimo giro di lancette. Majorana. Coach Maganza può permettersi di far riposare Giambò e Spada, visto il vantaggio consistente. Fallo di Lamantia che dice non ho fatto nulla se non difendere, non è d'accordo. E Lamantia dice però guardiamo anche di là, un po' di qua e un po' di là, sì. La Bua, bravo Lamantia, sfortunato. 7 secondi per andare al tiro per gli svincolati. Sì, peccato. 7 secondi per andare al tiro per Figli. 4, 3, la tripla di Perfigli non va, rimbalzo. Majorana non può andare fino alla fine. Milazzo a 8 secondi. Se la vuole prendere lui. Majorana sfida Elia. Bello. Ragazzi, per occhio ai tagli. Non è la prima volta che Milazzo attacca così, fra l'altro. Canestro di Joseph, mancano... Un'azione. Si va fino alla fine, mancano 10 secondi. Siamo meno 20, 5-5-3-5, 7, 6, 5, Spina della Mantia, 3, 2, 1, la tripla di Giuliano! E allora... Giuliano la Mantia!
che questa tripla possa essere di buon auspicio Sì. per quello che sarà il secondo tempo di questa partita. 17 punti da recuperare. 17 da recuperare, 38-55, come sempre fate una tappa voi che potete nel vostro frigo, prendete una bella birra fresca, prendete delle patatine, vi diamo qualche minuto di riposo, ce lo prendiamo anche noi e poi siamo pronti per tornare qui per il secondo tempo di Svincolati Gravina. A fra poco.
E allora bentornati in diretta dal palazzetto comunale di Gravina. Siamo pronti per raccontarvi il secondo tempo di questa gara 2 di playout che vede in questo momento gli svincolati dominare nel punteggio, più 17, 55-38. Il Gravina è chiamato ad un'impresa, a recuperare il gap in questa partita e tentare di pareggiare la serie per andare eventualmente a gara 3 in quel di Milazzo che si disputerà eventualmente sabato. Impatto devastante per i ragazzi di coach Maganza, Sì. mentalizzati fin dall'inizio di questo match. E allora ripartiamo, immergiamoci in questo terzo quarto. Valeskis torna in campo, anche Spada per Figli, lo scarico per Malual, non va la resa e tiro, il rimbalzo è di Denafs, Spina, Barbera, finta, la tripla, Denafs da sotto, non va, c'è il rimbalzo di Elia che serve Santonocito per una tripla importante! Importante! 10 punti per Santonocito. Meno 14! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Spada Valeskis! Rientra Giambo, palla recuperata di Denafs che non spinge, attenzione! Spina ci pensa su per la tripla, preferisce rinunciare. Bravo Elia che parte in 1 contro 1 su Malual, subisce fallo netto per il 16 e 2 tiri liberi per il nostro esterno. Ci siamo, sono entrati bene. Sono entrati bene, un primo minuto Sia in difesa, sia in attacco. che ci dà morale. Perfetto. Forza Ruggio, 2 tiri liberi. Da segnalare il primo errore di Giambò forse durante la partita. Sì, Bene. dentro il primo. Anche Giambò può sbagliare. Secondo libero. A segno 55-43. Siamo meno 12, che già ha un sapore molto diverso. Vediamo come rispondono gli svincolati. Per Figli, occhio ai contatti. Il blocco di Valeskis, l'aiuto di Spina. Valeskis dall'arco, finta il tiro. Per Figli, non va. E allora il capitano che lancia Spina, appoggia il tabellone. E allora Cosmaganza, dopo 1 minuto e 15, chiama time out per parlarci su. Sono 10 punti. Mentre anche il pubblico di Gravina si desta da questo letargo Questo sopore. e infiamma il palazzetto. 55-45, siamo a meno 10. Ci siamo. Non poteva esserci un inizio di terzo quarto migliore di questo. Svincolati 45, svincolati 55, Sì, purtroppo Gravina 45, sì. ma siamo meno 10 e soprattutto vediamo facce trasformate, atteggiamenti diversi. Sì. È un impatto. Dall'altra parte infatti coach Maganza sta rimproverando parecchio ai suoi superficialità. Vediamo come reagisce Milazzo a questo inizio di terzo quarto probabilmente inaspettato, E allora è importante continuare così e far capire che se si vuole finire la serie sul 2-0 non si passeggerà. Bisogna soffrire. Riparte Spada a uomo Gravina per Figli, anzi c'è zona Gravina. Spada, attenzione, palla in angolo per Giambò, attenzione a Valeskis in angolo, non va, però va bene ma non va bene perché comunque sono state 3 azioni, però siamo stati premiati dagli errori di Milazzo. Elia che tutti i difensori si porta via. Meno 8 da giocare in questo terzo quarto. Il palleggio stappato, palla recuperata, forza da Baldì, apertura su Barbera. Denafs, la tripla, peccato. Attenzione, corriamo ai ripari. Valeskis è solo, si ferma per Figli,
Giambò, non va! Sbaglia! E allora forza È Enzo, una notizia. l'apertura di Barbera che va da Denafs, siamo 3 contro 2, il taglio di Spina, no! E qua non si rende conto, Non si rende conto che solo. che l'aveva superato. Il difensore aveva iniziato a pensare ad Elia, quindi lui poteva tranquillamente tirare. Non se ne ravvede Simone. Vabbè, ci Peccato, sta. però va bene. Nell'euforia generale ci sta. Va bene, perché in questi 2 minuti e mezzo Milazzo non trova la via del canestro. Siamo -8. Forza Gravina, forza ragazzi. Per Figli, Valeskis, perimetro per Milazzo. Spada, blocco di Valeskis. C'è Barbera su di lui. Lo scarico per Giambò. Bello. Quindi sbaglia. Sbaglia Malual! Forza Denafs. Non perderla. Spina. Ancora Spina. Fallo! 2 tiri liberi! Forza Simone! Forza ragazzi! Il parziale è aperto! Eravamo -17, siamo -8. Parziale di 9-0 aperto! 9-0 aperto per Gravina! E allora coach Maganza manda sul cubo dei cambi con il numero 35 la Bua. La Bua per Figli. Proprio per Perfigli. 2 tiri liberi importantissimi per Simone, perché abbiamo la possibilità di tornare sul -6. Sì, qualche problema per la sinfonia di Milazzo dei primi 2 quarti. Dentro il primo 10 per Spina, anche lui doppia cifra. e siamo a 10-0 di parziale in questo terzo quarto, quando mancano 6 minuti e 58. Non c'è il rimbalzo di Valeskis, forza in difesa, l'apertura è sul temibile Giambò. Piede, Spada. E il ball. La Bua, Gravina. No, peccato qui. Non va. Forza Simone, 3 contro 2 di nuovo. Lo scarico, dopo D. No! Quanta amarezza per questa tripla. Fallo è per il Gravina. Però il fallo è per il Gravina, però caspita. Che peccato perché la palla danza. Una tripla importante da un punto di vista psicologico. Clamoroso. Peccato, Capoldini non sta trovando la giusta via. Mentre gli arbitri stanno sposando una impostazione di partita che dà spazio a contatti su entrambi i fronti, ci prova Elia da 3 punti, non va. Va bene, forza in difesa. Ancora Spada. La Bua solissimo dall'angolo. 3 punti. E coach Maganza braccia al cielo, quasi con un gesto liberatorio, a spezzare l'incantesimo che vedeva fermi a 0 punti in questo terzo quarto i suoi ragazzi. Vediamo Spina, lo scarico per Sant'Onofrio, un'altra tripla. Risponde! Il professore risponde! -7 di nuovo! 13 punti per Sant'Onofrio. -7! Siamo lì! Forza ragazzi, un'altra difesa! C'è la Bua per Valeskis, perimetro per Milazzo, Spada, la Bua, arresto e tiro! Alla fine la Bua sta facendo la differenza. La Bua sta facendo la Bua a Gravina. Questa forse me la potevo questa risparmiare. la tagliamo, poi. Questa me la potevo Facciamo risparmiare. diretta. C'è Niang sul cubo dei cambi. Ai. Risponde. E qui forse, qui abbiamo detto prima che Il metro arbitrale è questo. No! non sfrutta l'occasione Milazzo. Valeskis sbaglia il passaggio per Malual. Maganza in campo. Cambio Niang per Malual. Eh sì, un po' spento, troppi errori Malual. Siamo a 5 minuti e 14 alla fine del terzo quarto. Il punteggio recita 51 Gravina, 60 Milazzo. -9. Ma siamo parzialmente rientrati. Occhio ai contatti, Spada su Spina. Il capitano, c'è Giambò su di lui. Denafs pesta. Questi sono errori che non si devono assolutamente fare. Questi sono passaggi a vuoto che in questo momento non possiamo assolutamente permetterci.
anche perché danno morale e fiducia ai ragazzi in maglia blu. È solissimo Niang. Passaggio sconsiderato. E allora Spina, fermati Simo. Bravo Simo. Aspetta il rimorchio. La tripla di Spina. Non va. Il rimbalzo di Elia, che come un guerriero appoggia il tabellone. Siamo ancora a -7. 53-60. 18 per Ruggero Elia. 18. Ok, ai contatti. Spada su Spina. La bua. Non va. Sbaglia. Rimbalzo di la Bua. Denox. Possesso importante Chiama perché direttamente. possesso importante perché possiamo andare a -5, che sarebbe il minimo svantaggio in questo terzo quarto. Denafs da Spina, sotto da Enzo, giocatela Enzo, giocatela Enzo, giocatela Enzo! La Bua, la prende È la nostra, Bua. no, è nostra, è nostra. Allora, qui possiamo dirlo che però qui il contatto sembrava abbastanza evidente, ma Enzo deve necessariamente continuare a giocarsi questi palloni sotto canestro, Assolutamente. perché lo sa fare. In questo momento Vabbè, si prende qualche minuto di riposo e rientra con l'11 Daniele Signorelli. Attenzione, 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 doppio campo. Ah, che giocata, che peccato. Leggerezze, peccato, leggerezze, leggerezze. Sì, e queste sono le leggerezze che poi vanno a sommarsi alla fine, quindi diciamo basta alle leggerezze. Stop alle leggerezze. Stop alle leggerezze. La bua, ancora zona gravina. Valeskis inciampa, riesce a servire la bua. Majorana, Giambò, non va. Niang a rimbalzo, lotta. contesa la freccia, chi premia? Premia noi. Premia Gravina. E allora nuova opportunità per tornare a -5. Andiamo a sfruttarla però, andiamo a sfruttarla. Andiamo a sfruttarla. Grazie per quello che ci state scrivendo. Sì, lo Siamo apprezziamo. contenti. Vi leggiamo e siamo contenti di sapere che Ci apprezzate. apprezzate il nostro lavoro che facciamo con tanta passione. C'è un cambio. Coach Maganza rimanda Joseph. in campo Joseph per Valevskis. Vasilevskis. Grazie Ale, tu sei l'addetto alla correzione dei nomi che io puntualmente sbaglio. Vasilevskis. In ogni caso qua pressing abbastanza alto. Sì, andiamo a vedere Spina, c'è Majorana su di lui. Double D, fuori dall'arco dei 3 punti. E penetrazione, prende vantaggio. E questo è il double D che vogliamo. C'è il fallo, c'è il canestro e c'è l'aggiuntivo. E siamo a -5. E siamo a -5. 3 minuti e 26 alla fine del terzo quarto. Siamo ufficialmente tornati in partita. Possibilità di -4. E io sto infartando. Tiro libero aggiuntivo. E lì vede Joseph messo le gambe un po' dritte e lo batte sulla Che sinistra. bel si prende anche vantaggio. il fallo. Che bel vantaggio con quel primo palleggio. E poi hai un corridoio che devi solo sfruttare. Un tiro libero aggiuntivo che non tocca neanche il ferro. 4. E allora signori siamo 60-56. Gravina era sotto di 20 all'inizio di questo quarto. Qua troppo evidente qua il contatto di Spina. Una prova di carattere clamorosa per i ragazzi di Guadalupi. C'è rimessa dal lato per gli svincolati. 3-17. Se ne occupa Giambò, che forse guiderà anche il pulmino al ritorno per tornare a Milazzo. Attenzione a Majorana che prende vantaggio dal blocco. Non va, il rimbalzo di Signorelli. L'apertura è su Spina. Attenzione. Attenzione. Sì. Calma. Mamma mia, ancora un vantaggio per Double D. Che la mette. Che la mette. Siamo a -2. Saltano. Attenzione, Majorana per Giambò, Barbara su di lui. Forza ragazzi. Attenzione a Giambò. Palla recuperata. Contropiede, fermati Simone!
Va bene, va bene, va bene, va La bene. seconda volta. Questi sono rischi che possiamo correre, però. Assolutamente sì. Questi sono i rischi che ci piacciono. Però che peccato. Perché fanno capire che c'è una mentalità di partire subito sul rimbalzo difensivo, non fa nulla. Spina veramente vola. Ogni volta che viene recuperato la palla. Soltanto 5 punti in questo quarto che diventano È 7. prima o poi, è prima o poi. Va bene, va bene, va bene. Va bene così. Va bene lo stesso, Va bene lo stesso. Diceva un filosofo. diceva il nostro Lundini. 62-58 è aggiuntivo per Niang, 5 punti per lui. Ma siamo lì. Assolutamente, non sono i 5 punti di differenza il problema. Sbaglia Niang. Lo sbaglia Niang. Barbera serve il nostro playmaker. C'è Milazzo in bonus a 2:18 dalla fine del terzo quarto. Denafs. Spina. Blocco di Denafs. Scarico in angolo. Finta il tiro. Stavolta Corridoio. è tornato Double D. Double D back, eh. Attenzione, eh. È tornato. Attenzione signori, perché Double D è tornato. Siamo -2. Una tripla. Gol di La Bua. Attenzione ad Elia, che serve Spina. Occasione. Calma Simo. Bravo che ci Oh! Il torello! E siamo in parità! Siamo in parità! Siamo in parità! 62! 62 pari! 20 punti per lui, 20 punti per Elia. Siamo in parità a quota 62, 1:42 alla fine del terzo quarto. Mamma mia, Mamma ragazzi. mia, siamo ancora al terzo quarto. Io vorrei ricordare che questo quarto è iniziato sul punteggio di Svincolati 55, Gravina 35. Siamo a 62 pari. Siamo tornati in partita. Mamma mia. Che partita! Che partita! Time out per noi. Vi facciamo sentire il palazzetto di Gravina! Infuocato. E si ricomincia. Giambò a quota 0 in questo momento. Non lo dire, che se Giambò ti sente inizia a sparare un'altra volta. Riparte Milazzo, Majorana, non va. Errore, E allora errore. attenzione. Mamma mia, peccato, difesa, torniamo. Ah, Barbera, il capitano la prende. Andiamo in vantaggio. Dagliela. Signorelli. C'è fallo forse. Bravo. Il signor Puglisi from Ascicatena ravvede un fallo Due liberi. e c'è bonus. Si va in lunetta. Possiamo tornare in vantaggio. Attenzione perché Puglisi va a parlare da Guadalupi che sorride e dice: puoi dirmi quello che vuoi, io sono tornato in partita, va bene così, Ammoniscimi, sono ti prego, felice, richiamami. richiamo ufficiale, ma non ce ne frega niente perché siamo tornati lì 70 secondi alla fine del terzo quarto e possiamo finalmente tornare in vantaggio. 2 tiri liberi per Privitera. Una botta l'ha presa, un pochettino scombussolato. Dai Ruccio! 27-7 il parziale in questo terzo quarto, 27-7. Chi dava per spacciato Gravina ha fatto male i conti. Ho visto gente uscire dal palazzetto. Forza Saverio, dacci un vantaggio che fa tanto morale. E allora mettiamo il naso avanti, 6-3-6-2, quando mancano 65 secondi alla fine del terzo quarto. Andiamo a pareggiare questa serie
Giambò non va, rimbalzo nostro. Signorelli, forse contatti. C'è Denafs. C'è il contatto! C'è il contatto! E ci sono 2 tiri liberi per Double D. Ci sono 2 cambi. Doppio cambio per coach Maganza, Vasilevskis che rimanda in campo per Joseph Niang. per Joseph Niang Dentro anche Renna per il Gravina. e fa il suo ingresso in campo con il 50 anche Antonio Renna. Vediamo per chi. Forse per Elia. Mentre È rimasto Elia quanti ne ha fatti? 20, ventello per Elia ne ha fatti 20 e ti pulisce pure il Guardate campo. l'umiltà. Elia ne fa 20 e ti pulisce pure il campo. Ma torniamo a noi. Ah! Dai Davis, dai! Dai Davis! Ah! Però niente, no! Peccato. Meglio fuori. Un inaspettato 0-2. Inaspettato, sì. 49 secondi da giocare. Riparte Milazzo, riparte Majorana. Ancora zona Gravina. 2-1-2. Vasilevskis in angolo. La palla quasi persa. Arcobaleno di Majorana, che con tanta eleganza mette a segno 2 punti. Sì. E contro sorpasso Milazzo 30 secondi. 6-4-6-3 con 30 secondi da giocare. Possiamo fare i complimenti ad entrambe le squadre? Li facciamo? Assolutamente, Una partita spettacolare. Una bellissima partita. Una gara 2 spettacolare. Merito di entrambe le formazioni Sì, sì, sì. e di un Gravina che sul meno ce la 20 meritiamo non un'altra si è dato partita per fra spacciato. Milazzo e Ce la Gravina, meritiamo. Ce la meritiamo questa trasferta sabato in quel di Milazzo. Assolutamente. Bel campo, ti è piaciuto? Molto, molto, Come si chiama? molto. Il Pala Milone? Milone, bravo. Milone. Enorme, eh. Ti hanno trattato bene. Mi hanno trattato mettere bene. benissimo. Mi hanno trattato benissimo, per questo spero di Sì, sì. tornare dagli amici di Milazzo. Ma torniamo a noi. C'è Privitera, non si può andare fino alla fine, c'è una discrepanza di 6 secondi. Denafs sfida Malul. Ehi là. Denafs lamenta una stoppata con parabola discendente del pallone, mentre il coach Maganza invita i suoi ragazzi dalla panchina a stare in silenzio per evitare tecnici gratuiti sicuramente. Il ferro, Denafs aveva tirato. E l'arbitro forse sta andando a chiedere proprio questo, Discutibile questa. Il tavolo dice, ma se non l'hai visto tu, io da qua, Non mi dare responsabilità. io non me la sento. Niente, rimessa. 14 secondi e 9 decimi. Uguale al tempo più o meno di gara. Signorelli, Possono prendersi anche tutta l'azione. attenzione, Privitera, recupera Majorana. Secondi. 3, Giambò. 2. Mamma mia. La punizione di Giambò a fine terzo quarto. Mamma mia, Giambò. Pensate che vi Tiro chiudo da leader. Pensate che vi chiudo il terzo quarto a 0 punti? No, ragazzi. Chi è? Beccati sta tripla Perché all'ultimo sta tripla secondo. Da 10 metri. Va bene, non facciamoci abbattere. No. Ancora tanti complimenti a Giambò perché veramente Assolutamente, 19 punti per lui. Era a secco da una decina di minuti. Comunque Prendiamoci 2 minuti. se ci avessero detto che a inizio quarto eravamo meno 4, No, non ci avremmo un creduto. quarto fa non ci avremmo creduto. Gli avremmo dato del folle a chiunque Ce l'avesse detto, invece è proprio così. Ci prendiamo qualche secondo di pausa per noi. riprenderci e torniamo tra poco per il quarto quarto.
E buonasera! E bentornati. 67 Milazzo, 63 Gravina. Stiamo per raccontarvi l'ultimo quarto di gara 2. Si riparte possesso svincolati. Ultimi 10 minuti di questo avvincente match. Majorana. Vasilevskis, Majorana solissimo. Lo scarico per Malulal. Palla recuperata da Privitera che si ferma. Giustamente. Ah! È nostra, è nostra, è nostra. C'era il rimorchio di Signorelli, l'aveva visto Privitera. Bravo la bua. Bellissima palla recuperata di Privitera. Sì, sì. Signorelli dal lato. Occhio a queste rimesse. Privitera. Denafs. Signorelli, blocco. Ci pensa Denafs. No. È una saetta a tirare. Rischiosissimo questo passaggio. Riparte Milazzo. Vasilevskis. Si va da Majorana sotto per Malual. Bella la circolazione di palla. È bello il canestro di Vasilevskis che deve semplicemente appoggiare a tabellone da sotto canestro. E Milazzo torna a +6. Siamo ancora là. C'è Elia già al box. Barbera, Signorelli. Privitera. Majorana su di lui. Renna. No. Contatto non fischiato. Contatto fischiato. Fallo di Denafs. Vabbè. Ora rientreranno piano piano. Rientra Elia per Renna. E in questo primo minuto e 15 l'inerzia sembra passata adesso nelle mani. Sì, non un'inerzia esagerata, però... Però un buon inizio per Milazzo. Vasilevskis, Giambò, Majorana, ci pensa su, in angolo, Vasilevskis solissimo. Da due, dai! Da 2, anche se il punteggio però dice da 3. Ha messo 3, però ha dato 2. Forse l'altro arbitro ha dato da 3. Palla persa. L'ho detto che Milazzo è rientrata in partita. Fallo tecnico. Perfetto. L'arbitro, ho visto che aveva segnato. Allora, il 2. tabellone... Il tabellone però è rimasto a 3. Il tabellone ci dice -9. Vabbè. Fallo tecnico. Giambò e Lunetta. Santonocito pronto a rientrare. Non ci voleva questo inizio. E allora ci sarà tiro libero e rimessa per Milazzo. Mette 20 punti Giambò. mette il libero Giambò che va ad incaricarsi anche della rimessa. 6-3, 7-3. Eh sì, 10 punti, si ricomincia. In un amen ci hanno ridato 10 punti. Vediamo come rispondiamo. Majorana Vasilevskis in angolo dalla bua. Malual serve Vasilevskis sotto canestro, torna dalla bua e si prende la tripla dall'angolo. Bene, dai. Fortunati in questa Si occasione ribatte. perché il canestro sputa letteralmente il tiro. Signorelli. C'è un mismatch. Dove arriva Malual? Raddoppio, no. Riparte Milazzo, Vasilevskis, ehi. Si va fuori da Giambò, mancano 10 secondi. Clamoroso. E se segna anche queste. Si accascia Majorana per un piccolo problema alla caviglia. No, sta allacciando le scarpe. Sta allacciando le scarpe. Non si vede. Che canestro di Giambò. Sì, cadendo a terra.
Vabbè. È dita bella, Bella. cercata, voluta, non lo sappiamo, ma poco importa, perché la cosa più importante per Milazzo è che da questo tiro ci sono altri 2 punti che vanno ad incrementare il vantaggio per gli svincolati, 7-5, 6-3, 7-27, mentre fa il suo ingresso in campo Spada proprio per Majorana che entrato anche Spina? prende una botta alla caviglia, sì, non si sta allacciando le No, scarpe. no, era una via di mezzo fra la lacciatura Sì. e la caviglia un po' slogata. Ripartiamo con Spina. Santonocito, Serve un guizzo. Elia sfrutta il mismatch, c'è contatto. Peccato. Non era neanche difficile. A volte mi rendo conto che diciamo peccato come se sbagliassero dei canestri semplici, quando in No, realtà Elia ha preso una serie no. di mazzate Assolutamente no. in Io- questa azione, ma ormai peccato siamo perché- abituati a, Sì. a vedere spesso queste azioni concretizzarsi Esatto, con col il canestro, fallo e il sì. canestro. Bene. Cala il silenzio a Gravina sia per dare la giusta concentrazione a Ruggero, ma sia anche a causa dell'ottimo inizio di quarto per Milazzo. Corto, ma c'è il rimbalzo. Va bene così. Tripla di Elia che non va, Malù al rimbalzo. Ripartono gli svincolati, Vasilevskis, la bua sotto canestro, va da Malù lo scarico per Giambò, Elon. Non va la tripla. Bravo Vasilevskis, maniglie, contatti, la bua. Palla recuperata di Denafs da solo. L'appoggio, forza che siamo meno 9. Approfitta di la bua che aveva chiesto calma, ma Denaf non si ferma, ovviamente. 6:30 alla fine, ancora Giambò, bravissimo, no look. Sì, va bene. Però qua aveva sbagliato non per il fallo, credo, ma lui. No look di Giambò che Vabbè. inganna tutta la difesa di Gravina, bellissimo noi. lo scarico, anche noi. Bellissimo lo scarico solitario per Malual che sbaglia la cosa più semplice, ossia la schiacciata. Non va il primo. Secondo tentativo dalla linea della carità per il lungo di Milazzo. Non va. Vola Santonocito al rimbalzo. E allora sono 9 punti. Denafs. Blocco di Signorelli. Dai. Altro tecnico. Denaf si lamenta, però non serve. Non serve lamentarsi così. Terzo fallo di Denafs. Abbiamo ripreso con le triple. Casuali. Sbaglia Giambò. Sbaglia. Scusate, non ve l'abbiamo fatto vedere. Sbaglia Giambò e questa è già una notizia. Sbaglia il tiro libero, ma c'è rimessa conseguenza del fallo tecnico chiamato a Denafs. 6 minuti e 10. Meno 9 Gravina. Blocco di Labua per Giambò, Vasilevskis. Si va da Spada, si torna da Giambò. Si va dalla Bua, tripla solitaria. E anche la Bua questa sera ha deciso di farci vedere le sue qualità dall'arco dei 6,75. Meno 12. Spina. Denafs. Spina. Santonocito che se la gioca. Sì, con Giambò. Peccato qui. Era contro Giambò. Riparte Milazzo. Alla Palla persa, attenzione perché Gravina è già in bonus. serve qualcosa e chiama a minuto Coach Guada, segnaliamo che a 5:30 dalla fine siamo già in bonus, sono 4 i falli di squadra per il Gravina, uno soltanto per Milazzo che può stare tranquilla da questo punto di vista. Eh sì, 2 tecnici non hanno fatto bene. No, assolutamente, questo significa che praticamente giochiamo mezzo quarto sapendo che ad ogni fallo mandiamo in lunetta Milazzo, che non è una buona novella per noi. No, per niente. Per niente, anche perché comunque se Gravina aveva qualche possibilità con questi falli tecnici soprattutto, diciamo che forse psicologicamente non c'è molto in
quindi Assolutamente. vediamo se il time out servirà anche a questo. Andiamo a vedere gli score personali, sono 21 per Elia, 11 per Denafs, 13 per Santonocito, Milazzo risponde con i 22 di Giambò e sottolineiamo i 16 di Labua e i 9 di Vasilevskis. Abbiamo 5 minuti e 30 per tentare di riacciuffare Milazzo. Vediamo. Dai. C'è Spina. Denafs. Santonocito dall'arco. Attenzione lo scarico per Spina che si butta dentro, evita anche Santonocito. Riesce a sporcare il possesso Spada e allora sarà rimessa dal fondo per Gravina, 7 secondi da giocare. Santonocito, vediamo se decide di giocarsela. 5, 4, bravo Enzo, bravo Enzo. Siamo a meno 10. È questo che deve fare Santonocito, farsi dare la palla. Esatto. Vediamo come risponde Milazzo. No, peccato, poi rimbalzo. Rimbalzo lungo che Già premia. Che sbaglia Giambò, però la Bua che prende il rimbalzo non deve succedere. Rimbalzo lungo che premia la Bua che trova l'appoggio. Vediamo Spina per la tripla di Santonocito. Sempre lui, prova a dare speranza. Meno 9, 4,25. Non ci arrendiamo. Serve difendere però. Serve difendere. Vasilevskis. C'è il blocco orizzontale di Malual. Non lo sfrutta. Vabbè però premiateci anche. Qui sembrava... I due arbitri a colloquio infatti. I due arbitri a colloquio. Vediamo se c'è la rettifica nel fischio perché questo sembrava sfondo. Più che altro penso che gli dà anche il canestro valido. Dici? Ha tirato comunque. No, Il canestro non buono, ma c'è il fallo del numero 17 Spina e saranno comunque 2 tiri liberi. Scelta curiosa questa perché comunque dopo il fallo c'è stato il tiro, quindi a quel punto se era fallo sul tiro. Un po' confusi qua. Sì. L'importante per Milazzo è che Vasilevskis va in lunetta. Più 10 Milazzo. 8-1, 7-1, 4-13. Adesso inizia ad essere anche una lotta contro il tempo. Assegno anche il secondo per l'esterno di Coach Maganza. Riparte Spina. C'è Spada su di lui. Signorelli, consegnato per Spina. Si va da Santonocito che fa saltare Malual. Prende vantaggio. C'è fallo. Non c'è il canestro. Ci saranno 2 tiri liberi per Santonocito. Secondo fallo per Malual. Sta trascinando lui la squadra. Con le penetrazioni, con i tiri. Tre minuti e 59, 7-1-8-2. Coach Maganza, nel frattempo rubiamo un labiale, ha appena detto a Malual di non saltare sulle finte. Non è saltato, è saltato proprio sul soffitto di Gravina. Eccolo! Danza, ma va a segno il primo tiro libero. Anche il secondo, siamo per a meno 9. Ancora meno 9. Giambò, Elia su di lui, Vasilevskis viene servito da Giambò, Malual pronto a portare un blocco, Santonocito lo sfida Vasilevskis. Ragazzi, la notizia è che la Bua ha sbagliato. Attenzione, si ferma Spina, Denafs.
Santonocito! Siamo meno 6! Siamo tornati meno 6, allacciate le cinture di sicurezza! 23 per il professore! Perché ne mancano 3:20! Il clima è infuocato! Giambo! Vabbè, fallo! Antisportivo a B! Antisportivo! Ma chi è? Lo- Chiedo il daspo. Ah dai, ecco! Si chiede il daspo per Santonocito che Che ha abbracciato Giambò. forse anche per questioni di affetto. Non in fondo- sappiamo se può essere un'amicizia tra i due. Sicuramente è nata in queste gare. Un no? bel Questi abbraccio playout. a Giambò. I playout sono anche questo. Sportività. Sottolineiamo che Giambò non ha assolutamente proferito parola alcuna dopo questo bel fallo. Assolutamente. Sottolineiamo ancora una volta lo splendido clima nonostante i match così infuocati tra le due formazioni. Questa è la cosa più bella che ci piace sottolineare. Di nuovo Complimenti 8 punti. ad entrambe le formazioni. Ma torniamo al match, siamo meno 8. 180 secondi da giocare. È nostra però, è nostra. Niang sporca la palla dalle mani di Santonocito e allora abbiamo 10 secondi per completare questa azione d'attacco. C'è Santonocito dal lato, occhio che pressano. Regalo di Milazzo che intuisce quello che stava per accadere, ma Molto difficile per sì. Spina. C'è leggerezza nelle rimesse perché loro sono belli tosti a pressare. Questa volta si serve Elia che prova a prendere il fondo e pesta la linea. Che peccato, questo è veramente un peccato. Si è reso conto, era molto vicino alla linea di fondo. Sì. E allora è Milazzo che sul più 8 imbastisce una nuova azione d'attacco. Giambò, blocco di Labua, servito Labua. Vasilevskis, c'è Denovs su di lui, l'aiuto è di Santonocito. Bravissimo Vasilevskis, che si rende conto di avere 1 metro di vantaggio e allora non va dentro, fa un arresto e tiro che riporta i suoi sul più 10. Tutti in campo a festeggiare perché mancano solo 2 minuti e 37 10 punti, sono 10 punti. e Milazzo vede sempre più vicina la meta, ossia chiudere sul 2-0 La pratica. questo primo turno di playout. Cinque falli di squadra per Gravina che è in bonus, 2 per Milazzo. Forte anche di questo vantaggio, sa che potrà permettersi delle difese, qualora ne avesse bisogno, più aggressive e spendere tranquillamente falli, cosa che purtroppo non può fare Gravina dalla metà di questo quarto. da 3 minuti, Esatto. 86-76 recita il punteggio. 2,37 alla fine di questo avvincente match che ha visto più volte avanti Milazzo, anche più 20. Un Gravina che stoicamente è riuscito a rientrare in partita, addirittura a portarsi in vantaggio sul più 1 nel terzo quarto, ma in questo ultimo quarto è stata sicuramente Milazzo ad avere in mano il pallino del gioco e a rimettere 10 punti di vantaggio. Dai Spina. Ripartiamo. Denovs, blocco di Santonocito, contatto. Spina va dentro. Fallo e canestro. Occhio alle proteste. Lo capisce Vasilevskis che va a dare subito un 5 all'arbitro, perché anche Milazzo non può permettersi in questo momento di fare regali. 2 minuti e 22 alla fine, meno 8. Con un libero che potrebbe portarci a meno 7. Andiamo a vedere. Così non è. Sempre 8 punti. La Bua viene servito da Majorana, supera la metà campo. Vasilevskis per Giambò che inizia a capire che non c'è fretta. Palla recuperata, non c'è Denovs.
Spina. Signorelli, che bravo Signorelli. Che bravo Signorelli. Meno 6. Fa tutto bene. 2 minuti, meno 6. È fondamentale questo possesso. Palla recuperata. Denafs in solitaria. Siamo a meno 4. Meno 4. Meno 4. Meno 4. Ci parla su coach Vacanza che chiama time out. No. Cambio. Majorana per Spada. 4 punti. 1:45 da giocare. Gravina 82, Milazzo 86. Che partita. Majorana, c'è un raddoppio, ci sono secondi, supera la metà campo Milazzo. Bravi. Giambò, Vasilevskis. Contatti. Oh, peccato, l'ha presa col piede. Zampata. Attenzione a Guadalupi. Coach attenzione. Eh sì, non è saggio prendere un Coach tecnico. attenzione. C'è infrazione di piede e quindi rimessa dal fondo Milazzo con 14 secondi per completare questa azione offensiva. Forse non hanno più time out i coach comunque. Probabilmente sì. 1 minuto e 31. Qua ci vuole una bella difesa. Qua serve la difesa. Niang. Majorana. Non va. Prende Signorelli. Non- Per Spina, ok, ci siamo. 1 minuto e 20. Meno 4, azione fondamentale. Giocatela Enzo. No. Noi cerchiamo di essere sempre sportivi, però questo fischio a 1:14 dalla fine ci sembra un po' too much, se possiamo, un po' too much. Tutta la partita. Perché si stava giocando 1 contro 1, spalle a canestro, non ha cinto l'avversario con il braccio e non ce lo meritiamo un finale così, Che finale è così? non ce lo meritiamo e sono certo che tutti gli amici di Milazzo che stanno guardando la partita Non è un finale. saranno d'accordo con noi. Le due squadre non meritano un finale di partita così. Questo è un fischio veramente determinante. Veramente determinante. Sì, perché era l'attacco di Santo Docito sul meno 4. Vabbè, è andata così. 73 secondi alla fine, siamo di nuovo meno 6. Spina. Il pressing. Lo scarico per Denafs. La tripla non va. La protesta di Niang. 58 secondi, meno 6. Non c'è bonus come vi avevamo detto. Ed è un vantaggio non da poco per Milazzo. Riparte Gravina, 14 secondi per completare questa azione d'attacco. Denafs dall'angolo. Prende una tripla un po' forzata. Giambò gioca col tempo e Denafs commette fallo. E vabbè, anche lì è una scelta, magari non la più giusta. Denafs poteva segnarla. Non l'ha messa. Meno 6, 2 liberi di Giambò. 46 secondi. E bonus Milazzo anche. Momento estremamente complicato per lo Sport Club Gravina. Eh sì, che era lì, era un passo. Tanto Giambò ne ha messi 25 stasera. 26. 26 per Giambò. Ci vuole un attacco. 45 secondi alla efficace. fine. Siamo meno 8. Rimbalzo di Signorelli. Niente. 36 secondi da giocare, possiamo
a scanso di clamorosi stravolgimenti dall'angolo Signorelli. -6, vediamo se c'è fallo sistematico. No, Provano a recuperarla. No, il fallo c'è fallo di Santonocito e ci saranno 2 tiri liberi per Majorana. Quinto fallo per Santonocito. No, peccato. Vabbè, c'è, nel senso. E allora mancano 29 secondi. Possiamo Possiamo sbilanciarci e splendida. fare innanzitutto i complimenti agli svincolati che chiudono la serie sul 2-0 Mantengono così e mantengono la categoria. Noi ci prepariamo ad un secondo turno di play-out che servirà a dare un ordine gerarchico qualora dovessero liberarsi dei posti per eventuali ripescaggi, sperando che Gravina possa mantenere quella che è sicuramente la categoria che merita, ossia la Serie C. 25 secondi alla fine, palla recuperata, no, c'è fallo. 2 tiri per Denax. Ma è tardi. È tardi. È tardi ormai. È quell'attacco di Santonocito. E vabbè, non ce lo ricordiamo, ma -4. perdonateci l'amarezza su quell'azione, ma non vogliamo assolutamente dire cose che non ci competono, anche perché non è il nostro ruolo. Ci sono degli arbitri che sicuramente è chiaro che se in quel frangente magari il contatto, anche perché parliamo di un fallo in attacco, non su un blocco, ma Era su una cintura che dovrebbe aver preso Santonocito e che non sembrava assolutamente, sembrava una classica sportellata, come ne abbiamo viste tante e come ripetiamo ne abbiamo viste corrette fin da gara 1 tra le due squadre, ecco. Quindi magari ci sarebbe piaciuto vedere un finale più combattuto, così non è stato. Siamo -7, 17 da giocare con 2 liberi per Elia. Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi, soprattutto a Santonocito, ad Elia, a Spina. Sono state partite complicate, poi c'è stato il cambio di palazzetto, è stato un anno complesso per... C'è stata gara lo sport 1, del Gravina. c'è stata gara 1 senza Santonocito, c'è stato l'infortunio a Denafs, c'è stata la spalla di Lamantia, tanti fattori che purtroppo hanno contribuito a questo epilogo. Nel frattempo siamo 87-92 per Milazzo con 15 secondi da giocare. Altra occasione per Giambò di accrescere il bottino personale, che al momento è a quota 26. Che diventano 27 per il talentuosissimo esterno di Coach Maganza. 28. Grande Pioccio! A segno Spina, 8 da giocare, 89-94. Vediamo se Gravina decide di fare un altro fallo sistematico o se si decide di chiudere qui gara 2. Non credo, penso che ormai fino alla fine, non avendo nulla da perdere. Altri 2 tiri per Giambò. Che può potenzialmente chiudere la sua partita con un meritatissimo trentello. Noi nel frattempo vi ricordiamo che ci sarà un secondo turno di play-out, quindi vi diamo... Ci riaggiorniamo. Ci si ribecca. 29 per Giambò. E sono 30. Trentello, Bravo il Giambò. gioiello Bravo Giambò. di Coach Maganza. 6, 5, 4, 3. Canestro di Zambataro. 2-0-4. Ancora un fallo, ancora lunetta per Majorana questa volta.
con 1 secondo e 2 da giocare. E allora Maganza ricambia. No, sembrava era un 5 di complimenti. Credevo potesse dare la standing ovation a Giambò. Esageriamo. A Giambò. Diciamo che se la sarebbe. No, vabbè, sì, del suo Sì. palazzetto magari. Sì, magari dai suoi compagni di squadra. Assegno a Majorana col secondo. 9-1-9-7. Cos'è? C'è C'era un altro time out. C'è un time out. E allora noi ci prendiamo questo time out per ringraziarvi, Sì. con 1 secondo e 2 decimi da giocare, per ringraziarvi per averci seguito così numerosi quest'oggi. Speriamo di avervi accompagnato nel migliore dei modi in quella che, ribadiamo, è stata una grande serie di play-out, 2 splendide partite, 2 partite avvincenti, combattute e giocate con il massimo della lealtà e della Ricordiamoci che correttezza. al di là di tutto, Gravina ha fatto 91 punti. Esatto, oggi, cioè esatto. Ha incontrato una squadra che ne ha messi 97, e quindi diamo anche meriti al nostro avversario. Assolutamente. È stato bello, Ale. 1 secondo da giocare e speriamo che poi il palazzetto possa tributare comunque Sì. ai nostri ragazzi il meritato applauso a chiusura di questo primo turno di play-out. Un secondo. Ci prova Denafs, non va. E allora si salva Milazzo. Continuiamo noi la nostra avventura con il secondo turno di play-out. È andata così. Complimenti ad entrambe le squadre. Sì. Grazie di cuore per averci seguito. Ci rivediamo per il secondo turno di play-out. Vi auguriamo vi faremo sapere noi. una splendida serata. Un grazie da Alessio Boschi E da Alessandro Randazzo. e buona serata, alla prossima.